Ciao a tutti, buongiorno, bentornati a queste pillole di una storia italiana. Come vedete siamo ancora in macchina, siamo ancora in viaggio, io e il mio assistente qui di fianco a me. Di ciao Kiki. Oggi siamo in montagna. Intanto tanti auguri, buon Natale a tutti perché oggi è il 25 dicembre e vi faccio vedere dove siamo. Adesso vi farò vedere delle fotografie e delle riprese di dove siamo e dove stiamo andando. Siamo in Trentino ancora una volta, in montagna, c'è la neve, come forse potete vedere alle mie spalle, ma poi la vedrete molto meglio. Siamo in Val di Fiemme, stiamo andando dalla nostra abitazione, dal nostro Airbnb alla piccola città di Canazei e ci rivediamo dal centro di Canazei, così vi faccio vedere qualcos'altro. A più tardi. Di ciao Kiki. Eccoci qui, questo è il centro storico, la piazza principale di Canazei. È un posto bellissimo, circondato dalle montagne, e adesso andiamo a vedere la fontana ghiacciata. Eccoci, siamo a Canazei e alle mie spalle vedete la fontana ghiacciata, completamente ghiacciata, ma che continua ad avere acqua. Siamo veramente in un posto bellissimo. Adesso vi faccio vedere cosa c'è alle mie spalle. Ci sono le montagne, spero che riusciate a vederle. E è veramente un posto molto carino e tipico per passare le vacanze di Natale e invernali in Italia. Quindi siamo nel nord dell'Italia, qui c'è sempre qualcuno che è vicino a me, vero Kiki? Di ciao amore. E quindi l'atmosfera è quella del Natale, dell'inverno, delle vacanze sulla neve e degli sci. Ci vediamo più tardi da un'altra parte di Canazei e alle mie spalle sempre la Marmolada, quindi le bellissime montagne della Marmolada. A più tardi! Qui potete vedere molto meglio alle mie spalle le montagne. Stiamo facendo una passeggiata lungo il piccolo torrente che scorre alla mia destra, e da qui c'è una visuale molto migliore di tutto il paese. Adesso andremo dall'altra parte, se si può. Andiamo a vedere. Kiki è un po' agitato oggi, ma è la sua prima volta sulla neve, quindi potete immaginare. Ci vediamo più tardi. Eccoci a pranzo, un pranzo tipico del Trentino, e adesso vi faccio vedere cosa sto mangiando. Questo è un piatto di pasta fresca con i funghi porcini. Questa cosa rossa è formaggio e adesso cominciamo il nostro pranzo di Natale. Io vi saluto per il momento e ci vediamo più tardi.